È una sorta, come ti dicevo prima, di esperimento costante, non sempre quello ovviamente. C'è il leitmotiv della tracklist è proprio il fatto che in ogni canzone c'è un approccio molto distante da quello che sarebbe l'approccio normale di un musicista che fa una canzone. C'è proprio la voglia di avvicinare la musica in una maniera molto diversa dalla classica, dalla solita, della musica leggera parlo. Quindi ogni canzone rappresenta, al di là del valore artistico della canzone, che quello è un altro discorso, cioè può essere bella, brutta, quello che è la mood, però il modo in cui abbiamo deciso di realizzarla è strano per tutte le canzoni, sono canzoni strane, ecco, se vogliamo metterla giù proprio terra a terra, sono canzoni un po' fuori di testa tutte. Sono arrivato a un punto in cui si è un po' stuff, anche proprio del mio mondo, di quelle che sembrano essere le ovvietà del mondo della musica, quelle cose dalle quali non si può assolutamente prescindere, e invece non è così, cioè avevo voglia in qualche modo di trovare di nuovo uno stimolo per continuare a fare il mio mestiere, sempre il di sé, perché dire mestiere oggi è una parola grossa visto che le due anche fa una gota, però vabbè, trovare un motivo per cui sentirsi di nuovo musicisti, artisti, se la vogliamo prendere un po' più alla larga. Beh, stavolta è ancora più importante delle precedenti, perché detta proprio in termini estremamente semplici è la spiegazione dell'album. Ma è bruttissimo dirla così, perché in realtà le canzoni non andrebbero mai spiegate, andrebbero approcciate, anzi il bello sta proprio in quel margine di libertà che l'ascoltatore ha per fare una canzone propria. Però in questo caso, avendo anche usato dei linguaggi particolarmente criptici, ma anche le tecniche per arrivare al risultato finale, insomma, andavano messe in evidenza, secondo me mai come in questo caso è importante leggere come siamo arrivati a questo risultato finale, perché in alcuni casi potrebbe anche chiarire diversi aspetti della canzone che altrimenti resterebbero oscuri. Questo al di là del valore artistico della canzone, ripeto che quello è un discorso sempre da prendere separatamente. Cioè, se una canzone è bella, brutta, piace o non piace, che è un altro discorso. Però come si arriva a quel risultato finale lì è un particolare che a volte può interessare, può essere una discriminante importante. Cioè, attenzione, non è tecnicismo spiccio e noioso, non vuole esserlo perlomeno. Non è che mi sono messo a raccontare cose che il lettore dice, capì fa una gota. Potrebbe accadere, però in realtà non è quello il mio fine, non è farmi bello con una terminologia difficile che ti fa vedere che io ne so, no, è proprio farti capire che una canzone può essere fatta partendo da qui, ma può essere fatta partendo da qui, partendo da qui, partendo da qui, cioè sono tante le strade che poi portano a quella destinazione lì. Beagle è una follia, perché noi per la prima volta, io non so se qualcuno l'ha mai fatto, ma secondo me no, abbiamo scomposto 37 canzoni come se fossero degli edifici che vengono abbattuti, e con alcuni mattoni di questi edifici, che per vis des come U, abbiamo costruito un edificio completamente nuovo, ed è lì la novità, che non abbiamo usato il campione come di solito viene usato, cioè facendoti risentire quella canzone là che è famosa e quindi in qualche modo la tua si accoda, no? E gode un po' del successo della vecchia hit. No, in questo caso invece noi usiamo questi campioni come se fossero materiale, come se fossero mattoni, come se fossero strumenti musicali. Quindi non l'abbiamo suonata, perché se l'avessimo suonata sarebbe uscita una canzone come milioni d'altre, ma l'abbiamo creata di fatto utilizzando tutti questi frammenti con, cioè, se qualcuno un minimo riesce a immaginare, con un'infinità di ore di lavoro, di pazienza, grazie anche ad Alberto Sonzogni, perché io ho queste idee malsane, ma poi ci vuole una testa altrettanto malsana che la sa me e la dice, vabbè dai,
Prom. Ecco, Alberto è questa persona che 15 secondi di smarrimento e poi ti dice Prom, anzi lui direbbe Proem perché è da Bergam. Beh, lui soprattutto Alberto. E poi in tutte quelle occasioni in cui è servita invece una mano da musicista, siamo andati a prenderci soprattutto i Prismas, quelli dell'ultima versione, quindi Daniele Finazzi, Bobo Iolfi e Dario Foschetti, e anche altri musicisti. Però ecco, così come faccio ultimamente, in alcuni casi si è anche potuto fare a meno del musicista in carne ed ossa, e anche queste cose rappresentano una parte degli esperimenti di cui parlavamo prima. Ci sono delle cose, per esempio, suonate fisicamente da persone in carne ed ossa, e altre che suonano identiche ma non sono suonate da nessuno, sono dei plugin generati da un software. Ecco, si è voluto un po' allontanarsi anche da questa immagine un po' troppo ferma della musica fatta dalla band, che è bellissima, è poeticissima se viene interpretata in una maniera estremamente nostrana. Cioè, ti faccio una domanda un po' provocatoria: è più finto un qualcosa che crei al computer con il massimo dell'umanità di cui disponi, o è più finto una cosa vera, fatta da una persona vera, ma lavorata, spippottolata, corretta, messa in griglia? Non è sempre vero che la torta della nonna è meglio della merendina confezionata, Guardate che a volte è tanto preconcetto. Beh, il titolo è l'ennesimo giochino rebus, diciamo, come ho sempre fatto in tutti gli 11 album prima. In questo caso era un po' più difficile, mi erano venuti dei titoli anche abbastanza comici, però ecco, non volevo che il disco poi sembrasse un disco comico, che in realtà non lo è, e allora alla fine ho optato per questo vecchio successo di David Bowie che aveva prestato ai Mod the Hoople nel 72, All the Young Youth sarebbe in inglese, che ovviamente invece in dialetto diventa All the Young Dudes. Dopo vabbè, lascio a voi decidere se 12 si dica Dudes, che le mie sia importante. De sicuro Dudes de qua banda lo dice. Sì, non perdo mai l'attaccamento al territorio, che passa dalla lingua ovviamente, perché è la prima cosa che fa territorio, la lingua, però non voglio neanche sentirmi sempre costretto da questa etichetta del cantautore dialettale. L'italiano lo conosco, credo di conoscerlo, mi piace, per certe cose è sicuramente più funzionale del dialetto, ed è giusto rispettare anche l'istinto. Se certe cose ti vengono in italiano, falle in italiano. Poi se anche qualcuno dirà però il Beppi che canta in italiano mi è bello, mi è interessante, porta pazienza, insomma. È raro che gli artisti siano esattamente come chi li ascolta li vorrebbe, no? Poi il nervusca il te, le bue da fare i casucchi belle, invece gli insiste a fare chi, sì, sti crape matte. Nessune bande più di Trual, perché a regola i concerti, ma concerti in nafomia. Nei dischi, nei negozi non lo porto più, perché non c'è più neanche convenienza, che bisogna il giro proprio fisico del CD. Sì, ne vendi qualcuno, però il mondo del CD è morto. E allora sì, fisicamente ne ho alcuni io a casa che quando lui passa la rueta mi dite anche sua rueta, bon, Galdò. Ma altrimenti ormai la strada attraverso cui la fruizione della musica viaggia è il web. Per fortuna questo disco c'è su Spotify, su YouTube, sulle classiche piattaforme, e lo si ascolta lì. È triste, perché non è proprio la mia musica, no. Io detesto, anche quando Orgul mi manda il link, magari se le ecco col sulin del mus, messa al posto, sudato. Ascolta questa roba, ma hai al telefono,